1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Puglia. Buongiorno da Enzo Quarto che conduce in studio questa prima edizione del giornale radio TGR della Puglia. Sono le 7:18, lunedì 10 luglio, si festeggiano San Silvano e le Sante Seconda e Rufina. I titoli: si indaga attorno alla moschea di Via Zara a Foggia, frequentata dal terrorista ceceno arrestato a Lavello. 7 annegati in 7 giorni in Puglia, un triste primato in questo inizio estate. Filosofi in spiaggia a San Cataldo, vicino Lecce, un'idea che sembra piacere ai bagnanti. A Bisceglie è riaperto un giardino ottocentesco grazie al lavoro dei volontari. Dunque, dopo l'arresto avvenuto a Lavello del terrorista ceceno, proseguono le indagini soprattutto a Foggia per chiarire appoggi e sostegni che l'uomo possa aver ricevuto. Che contatti aveva Bombataglia e come faceva a pagarsi continui viaggi all'estero, visto che ufficialmente non lavorava? Dopo l'arresto del 38enne ceceno, che al telefono diceva di essere pronto ad immolarsi per la guerra santa, le indagini proseguono. Al vaglio della Digos di Bari e dei finanzieri del GICO, la rete dei contatti dell'uomo, che aspettava il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari per partire verso il Belgio, dove era già stato diverse volte e dove evidentemente aveva degli appoggi. I viaggi in Belgio e poi quelli in Siria, quasi certi, visto che l'uomo è sicuramente passato dalla Turchia, come dimostra il suo passaporto. Intanto si passa al setaccio, la vita all'interno della moschea di Via Zara, non lontano dalla stazione di Foggia, un'associazione culturale musulmana, Al-Dawa, trasformata in luogo di preghiera. La moschea è stata perquisita, così come la casa dell'imam, l'egiziano Abdel Rahman, sequestrati documenti, cellulare e computer. Come ci ha raccontato un vicino di casa, spesso a sostituire l'imam nella preghiera comune era proprio il ceceno che nella moschea viveva, dormiva e predicava il jihad. Leonardo Zellino, TGR Puglia. 7 negati in 7 giorni in Puglia, un triste primato per questo inizio molto caldo della nostra estate. SOS annegamenti in Puglia, 5 negli ultimi 4 giorni, 7 in una settimana. L'ultimo episodio ieri mattina a Lido Conchiglia, a nord di Gallipoli. A perdere la vita in mare, forse a causa di un malore, Vito Calcagni, 73 anni, di Nardò. A lanciare l'allarme alcuni bagnanti che hanno avvertito il bagnino dello stabilimento più vicino e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera. Inutili però i tentativi di soccorso, l'anziano infatti era già morto quando è stato portato a riva. Il sostituto procuratore Emilio Arnesano ha già disposto la restituzione del corpo alla famiglia, non ritenendo necessaria l'autopsia, ma a preoccupare la frequenza con cui si stanno verificando episodi simili in tutta la regione. L'altro ieri un 83enne è morto mentre faceva il bagno nelle acque di San Pietro in Bevagna, mentre giovedì 2 settantenni erano annegati in mare, uno a Santo Spirito e l'altro a Torre Mileto. Sempre sul Gargano, fra martedì e mercoledì scorso, avevano perso la vita 2 ragazze, un 15enne tedesco in vacanza a Vieste e un 23enne potentino a Margherita di Savoia, mentre venerdì scorso un bimbo di 5 anni è annegato nella piscina di una struttura ricettiva di Terlizzi. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Trani che procede con l'ipotesi di omicidio colposo. Indagati per ora i 2 titolari della struttura, mentre sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia. E proprio per evitare tragici incidenti, la Protezione Civile invita a incrementare l'assistenza ai bagnanti, sempre più numerosi viste le temperature elevate. Sara Grattoggi, TGR Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi dovrebbe presentarsi davanti alla commissione disciplinare del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, per rispondere all'accusa di essere iscritto al PD e di aver quindi violato le norme che vietano ai magistrati, anche se fuori ruolo, di svolgere in modo continuativo attività in un partito politico. Potrebbe trattarsi dell'udienza definitiva, in quanto il pronunciamento della commissione potrebbe arrivare in serata. E in questa settimana potrebbero esserci anche notizie sul rimpasto della giunta regionale. Si cerca di stringere i tempi. L'atteso rimpasto di giunta potrebbe arrivare entro la fine della settimana prossima, anche se il presidente Emiliano non sembra aver fretta di chiudere. Manca il tassello dell'area tarantina. Il profilo ideale resta quello di una donna esponente della società civile. Non confermati però i nomi emersi finora, tra cui quello della pediatra Anna Maria Moschetti. In mancanza di novità su questo fronte, la scelta ricadrebbe su una figura politica. Il nome circolato in queste settimane è quello del capogruppo del PD in Consiglio regionale, Michele Mazzarano. Secondo indiscrezioni si starebbe guardando anche all'evoluzione della giunta tarantina. Il neosindaco Rinaldo Melucci ha recentemente aderito al Fronte Democratico, l'area del PD che fa riferimento a Emiliano.
È possibile che per il nuovo assessorato in regione si cerchi un nome gradito all'area ionica. Giochi quasi fatti per le altre nomine in ballo. Nella squadra di governo dovrebbero entrare Filippo Caracciolo del Partito Democratico e Alfonso Pisicchio della Puglia con Emiliano. Sostituiranno Anna Maria Curcuruto e Domenico Sant'Orsola, attuali assessori all'urbanistica e all'ambiente. Claudia Bruno, TGR Puglia. Un ciclista investe un pedone e muore cadendo dopo aver battuto la testa sull'asfalto. È accaduto sulla statale 89 tra Mattinata e Vieste. La vittima, un uomo di 67 anni di Mattinata, mentre era alla guida della sua bicicletta, ha investito un 83enne che ha riportato solo lieve lesioni. Il ciclista invece nella caduta ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto ed è morto sul colpo. Riteniamo opportuna l'introduzione della certificazione statica, elemento importante del libretto del fabbricato, nel quale l'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, aveva chiesto obbligatorietà. L'ipotesi annunciata dal Ministro per le Infrastrutture Graziano Del Rio di rendere obbligatorio almeno la produzione del certificato di staticità al momento della stipula dei contratti di compravendita o di locazione degli immobili sul modello di quanto avviene riguardo al consumo energetico va nella direzione giusta. Lo sostiene il Presidente dell'ANCI e Sindaco di Bari Antonio De Caro, ma intanto dalle nostre parti l'Associazione Costruttori parla di cifre allarmanti. Sotto la lente di ingrandimento, gli edifici che hanno oltre 35 anni di vita, lo spartiacque per la sicurezza e l'anno 1981. La situazione in Puglia non è delle peggiori. Sono 150.000 gli stabili in mediocre o pessimo stato di conservazione, il 16% del totale, in perfetta linea con la media nazionale, che scende al 4% per gli edifici costruiti negli anni successivi e sale al 21% per quelli realizzati fino a inizio anni 80. Dati Confartigianato Edilizia, un settimo posto che però non lascia per nulla tranquilli. La cattiva edilizia in Puglia ha già provocato troppe vittime. La giunta regionale ha stanziato 110 milioni per riqualificare gli alloggi del patrimonio Arca, dalla sicurezza all'efficientamento energetico. In conferenza stampa gli assessorati all'urbanistica, al welfare e allo sviluppo economico illustreranno la delibera, ma l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili delle province di Bari e Barletta Andreatrani rilancia e torna a chiedere interventi pubblici immediati per la demolizione e ricostruzione degli immobili a rischio. Il crollo di Torre Annunziata fa capire a tutti l'entità di un problema tutto italiano. Perizie in corso, lavori di ristrutturazione sospetti all'interno dell'edificio, l'ombra della camorra, tutto da accertare insomma, ma i primi sopralluoghi non lasciano spazio a dubbi. I tre piani che si sono sbriciolati come sabbia poggiavano sul tufo, la parte di edificio rimasta in piedi sulla roccia. Renato Piccoli, TGR Puglia. Volo umanitario da Tirana a Bari per una bimba italiana di 9 anni affetta da una grave patologia. La piccola paziente, assistita dalla madre e da un'equipe medica, è stata trasportata con volo aereo dell'Aeronautica Militare Italiana. Filosofi in spiaggia a San Cataldo vicino a Lecce, un'idea che sembra piacere ai bagnanti. La spiaggia come luogo di riflessione, dove passare un'intera giornata all'insegna di sole, mare e relax, ma anche dove in maniera leggera e spensierata prendersi cura di sé. È l'idea che ha spinto Ada Fiore, fondatrice di Industria Filosofica, a lanciare il suo nuovo progetto, dotare gli stabilimenti balneari di un filosofo di salvataggio, una figura in grado di avviare una vera e propria rianimazione culturale. Ada Fiore, fondatrice di Industria Filosofica. Spieghiamo forse che la cura di sé è uno dei veri segreti per poter vivere meglio. La cura di sé supera la bronzatura e supera il bagno al mare, ma diventa riempitivo per l'anima. Una proposta accolta con entusiasmo a San Cataldo, a 2 passi da Lecce, dove alcuni gestori di lidi hanno già sposato l'iniziativa. Alfredo Prete, gestore di Lido. Il binomio mare e cultura è un binomio vincente, perché non provare a parlare di filosofia attraverso delle attività ludiche, coinvolgendo tutti quanti, dai più piccini ai più grandi, e facendoli discutere sui grandi temi dell'umanità. Daria Bernaleone, associazione I Love San Cataldo. Noi sicuramente la riproporremo in tutte le spiagge associate del Love San Cataldo, e io spero che poi da San Cataldo possa partire per tutto il Salento e perché no anche oltre. E l'idea già piace anche a turisti e villeggianti. Molto, veramente molto originale e bella. Poi proposta in questa versione semplice, fresca, estiva. Un progetto interessante che potrebbe essere presto riproposto altrove e creare nuove opportunità di lavoro. Ancora Ada Fiore, fondatrice di Industria Filosofica. Questa è la scommessa, perché formare adesso un gruppo di persone che però consideri nella filosofia una disciplina con cui sporcarsi le mani. Da Lecce, Antonio Agnoni, TGR Puglia.
Ed andiamo ora invece a Bisceglie, dove grazie al lavoro dei volontari è stato riaperto un giardino ottocentesco. Fino a poche settimane fa era in stato d'abbandono, un piccolo gioiello ottocentesco per 7 anni lasciato all'incuria, che ora sta rinascendo giorno dopo giorno grazie all'impegno e al lavoro volontario di un'associazione di giovani professionisti, Moschito. Sentiamo la presidente Marzia Papagna. È il giardino Veneziani, che qui a Bisceglie chiamano l'orto botanico. In realtà è un giardino dove prevalgono piante esotiche, piante grasse, e noi abbiamo voluto riaprirlo, riprendercelo con un'iniziativa che si chiama Noiz Up. Coinvolti nel progetto di recupero e nei lavori di manutenzione anche i migranti ospiti del centro d'accoglienza di Bisceglie, perché la rigenerazione urbana passa anche per l'integrazione e l'inclusione sociale. Ancora Papagna. Noi qui dentro vogliamo fare in modo che il giardino non solo rinasca, quindi diciamo il macro obiettivo è appunto quello del recupero del giardino stesso, ma allo stesso tempo vogliamo poter farlo diventare un contenitore culturale e quindi smart garden. E da questa settimana partiranno gli eventi gratuiti pensati con gli abitanti del quartiere e aperti a tutta la città. Iniziamo con il Pilates, faremo delle letture di poesia sotto l'albero del pistacchio, che è l'albero più antico del giardino, faremo anche dei concerti, faremo dei picnic culturali e poi la festa di quartiere, domenica 16 luglio. Sara Grattoggi, TGR Puglia. Premio Lions 2017 alla carriera per Michele Mangano, consegnato al Teatro Giordano di Foggia, già ambasciatore della tarantella garganica nel mondo. Tarantella che diventa racconto, si legge nella motivazione del premio, attraverso i movimenti brevi, continui e coinvolgenti. Termina qui questa prima edizione del giornale radio della TGR Puglia, condotto in studio Renzo Quarto con la collaborazione tecnica e regia di Francesco Capotorto e Giuseppe Alizzi. L'appuntamento con l'informazione radiofonica regionale è sempre su Radio Rai 1 alle 12:10. Buona e serena giornata a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.